Seconda corsa, premio Cortes Gar, è una Gentleman, cavalli di 3 anni al via. Sono in 9 dopo il ritiro del numero 6, lo schieramento: 1 Anita Valma, Matteo Zaccherini; 2 Arianna dei Colli, Matteo Angeloni; 3 Akira Piz, Johnny Pizzolato; 4 America di Risaia, Samuele Querci; 5 Aurora Key, Filippo Monti. In seconda fila 7 Atollo dei Greppi, Nicola Del Rosso; 8 Atos OP, Sandro Gori; 9 Aristide Dipa, Carlo Dorovic; 10 Amanda Lear, 1000 Zanichelli. Quindi solo 5 in prima fila, 4 in seconda. Stacco della macchina, veloce, Akira Pissa prende il comando su Arianna dei Colli. Poi a largo vediamo America di Risaia, Aurora Key che cerca di sistemarsi nella sua scia, ma interviene da dietro Aristide Dipa che anticipa l'avversario. Intanto in vantaggio Johnny Pizzolato con Akira Piz che arriva al paletto dei 200 metri in 15,4. Rimasto di fuori America di Risaia, mentre lungo la corda è Arianna dei Colli davanti a Anita Valm. Poi il 10 di Amanda Lear in quarta posizione lungo la corda, mentre un po' indietro è rimasto con qualche problema Tollo dei Greppi. Intanto 400 metri in 37, in vantaggio sempre la figlia di Napoleon con Johnny Pizzolato. Si stanno formando più pariglie, la seconda è formata da Arianna dei Colli affiancata da America di Risaia. Poi l'1 di Anita Valma, a sua volta affiancato dal 9 di Aristide Dipa, mentre c'è l'attacco in terza ruota da parte di Atos OP. 600 stati via in 47,2, ancora blando il ritmo, ne approfitta Atos OP per avanzare al largo. 15,8 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1,3, 3 cavalli a ventaglio, sono Akira Piz, America di Risaia e Atos OP. Poi dietro ai tre c'è Arianna dei Colli, chiusa però per ora lungo la corda davanti ad Anita Valma. Intanto il chilometro va via in 1,18,7, retta di là con Akira Piz ancora in vantaggio affiancata da America di Risaia. Si è stoppato un po' lì a Tossopi che ora riesce a parcheggiare nella scia della rivale davanti a Aristide Dipa. Retta di là passata in 15,4, si prova allora Filippo Monti con Aurora Key in terza ruota. Intanto America di Risaia sta pressando su Akira Piz e cerca la destra libera Arianna dei Colli, ma c'è Aurora Key che avanza e quindi ora la destra libera non c'è più. 200 in 15,9, retta d'arrivo, in vantaggio Akira Piz su America di Risaia che sembra preponderante. Arianna dei Colli non sa da dove passare, poi ancora Aurora Key sul palo. Alla fine probabilmente Arianna dei Colli riesce a vincere. La favorita ha dovuto un po' sudare freddo. Matteo Angeloni sull'ultima curva non sapeva da dove passare, alla fine ha trovato un varco interno ed è riuscito a mettere mezzo muso davanti con la figlia di Eco dei Veltri. Rivediamo, riesce a giustiziare il numero 4 di America di Risaia che ha corso benissimo, tutta di fuori, l'allieva di Samuele Querci, ma può essere solamente seconda. Rivediamo ancora una volta la retta d'arrivo con Arianna dei Colli che ora è dietro a Akira Piz, riesce a infilarsi alla sua destra e a infilare di dentro America di Risaia e vincere, mentre ha finito bene anche il numero 9 di Aristide Dipa conquistando il terzo posto. La quota in chiusura per Arianna dei Colli 2,48.